Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone, ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Bene amici, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Siamo sempre qui in diretta dagli studi di Canale Italia Rubano, sono le 21.00 e spero anche ai vostri orologi. Come sapete, non solo in diretta qui dal canale 15 Serenissima TV, ma anche sui nostri social, in particolare la nostra pagina Facebook Insieme Idee e Persone TV. Ecco qua il tutorial, grazie regia, basta andare sulla pagina Insieme Idee e Persone TV, andare con lo scroll, col dito, andare sulla diretta, una fascia grigia si aprirà, lo vedrete fra un po', e ci sarà la possibilità di vedere esattamente quello che succede qui. Ecco qua il dito magico che fa vedere quello che c'è in diretta, quindi senza uno sfasamento solo di qualche 15-20 secondi. Dal 1° gennaio, dall'inizio dell'anno, siamo anche su YouTube, quindi se siete in coda per il cibo da sport o siete all'aperto in attesa della pizza, finalmente, visto che dopo mesi si può mangiare fuori, se siete in grado di resistere alle temperature del nord, belle frizzanti, e avete il fisico, guardate anche da casa, anche sul vostro telefonino, Insieme Idee e Persone. Oggi è una puntata speciale perché abbiamo 10 minuti, 12 minuti, adesso il tempo, con due persone che possono, dal mio punto di vista, dare un bel contributo in questa fase dove si parla solo di Covid. Parliamo invece di qualcos'altro, parliamo di ottimismo, parliamo di prospettive di miglioramento. Poi dopo questi 10 minuti comincerà il vero e proprio, il nostro talk show. Vi presento subito il dottor Alfredo Barino, medico chirurgo odontoiatra da Vicenza. Buongiorno dottore. Medico chirurgo invece ortopedico, posturologo e traumatologo, medicina sportiva di Venezia, invece il dottor Christian Berton. Bene, ovviamente abbiamo già parlato con questi due medici di tematiche legate alla posturologia, però con loro ho deciso di affrontare una tematica invece molto più impegnativa, molto particolare, molto attuale, la dislessia. Perché? Perché comunque ecco, il loro modo di affrontare, col loro metodo affrontare la dislessia, mi si è aperto personalmente un mondo e quindi volevo condividerlo con voi. Quindi la prima domanda che vorrei fare al dottor Berton è: cos'è la dislessia? Perché spieghiamo a casa, perché se no la dislessia sembra appannaggio solo di certe categorie professionali, di certi medici. Invece ecco, apriamo gli orizzonti. Dottor Berton. Buonasera Vincenzo. La dislessia, esordisco dicendo che non si tratta di una patologia, tra un po' spiegherò il perché di questa affermazione, ma si tratta di una disfunzione. La dislessia fondamentalmente possiamo definirla come una difficoltà nella capacità della lettura, molto frequente nei bambini. Si stima che nel mondo ci sia una percentuale che oscilla tra il 3 e il 10%, quindi se facciamo un conto rapido siamo sui 600 milioni di casi al mondo. In questo triste periodo storico dove si parla tanto di pandemia possiamo anche parlare di pandemia della dislessia, con l'unica differenza che è una disfunzione di carattere permanente. Ha dei risvolti sociali molto importanti, con dei costi sociali per le cure e il trattamento dei pazienti molto importanti, e è molto influenzata anche dalla lingua parlata. Infatti nei paesi è molto più rappresentata. Tuttavia l'Italia per una volta non si pone come fanalino di coda, ma non si pone neanche al primo posto. Tuttavia anche in Italia è comunque una patologia sottostimata e dai costi sociali molto elevati. La categoria maggiormente rappresentata sono i bambini, pochi sanno di esserlo, però ai nostri occhi troviamo molte volte dei dislessici non certificati, però francamente positivi. Ecco, perché poi diciamo che il classico sintomo è la maestra o il professore che chiama i genitori e dice: vostro figlio è distratto, non capisce, non studia, non si applica. Quindi queste sono... Sì, ecco, poi anche la sofferenza, perché poi, dottor Marino, comunque le testimonianze che ho raccolto in questi anni di
prima linea sull'informazione e proprio anche il disagio che queste famiglie vivono, i ragazzi che non si sanno più, si chiudono in se stessi perché appunto non vengono compresi dagli amici, non vengono compresi dai professori che non hanno tempo, non hanno metodo, non voglio polemizzare. Quindi i genitori che sono costretti anche con uno sforzo economico non indifferente a cercare di mettere a passo i figli, insomma una sofferenza per tutti. Una sofferenza soprattutto da parte dei genitori che sono i più agitati, perché il bambino di per sé non si rende conto, ma il genitore si rende conto, specie quando prende i brutti voti scolastici, viene rimproverato sia a scuola che a casa, viene rimproverato perché magari si pensa che non si impegni troppo, in realtà alla base c'è un disturbo cognitivo che possiamo affrontare con una tecnica. Una cosa importante che volevo dire è che quella con cui avevo esordito, che trattandosi di uno squilibrio del tono muscolare e uno squilibrio della localizzazione spaziale del corpo, come dire, la definisco così: se io chiudo gli occhi e alzo una mano destra, il mio corpo percepisce che la mano destra è alta, e questo disturbo disestesiologico si chiama, può essere partecipe nella diagnosi di dislessia. Chiaramente bisogna ricordare che i bambini dislessici non curati, quando crescono e diventano adolescenti o ancor peggio in età adulta e si portano dietro il problema, hanno dei risvolti sociali abbastanza imponenti. Mi spiace dirlo, però ci sono stati anche casi di depressione che hanno portato al suicidio, per cui studi statistici che dimostrano questo, che è una cosa sgradevole da dire, però da qua si capisce l'importanza di curare questo tipo di disfunzione. Per tanto tempo si è pensato, e la medicina ufficiale ancora dice questo, che la dislessia sia causata dalle aree cerebrali deputate all'apprendimento che non si sono sviluppate correttamente. In realtà adesso sappiamo, grazie ai lavori di alcuni autori francesi e portoghesi, e non per ultimo il qui presente dottor Marino, al quale tra poco cederò la parola, sappiamo che tutto dipende da una disfunzione della propriocezione che va a regolare. Non entro nel merito della propriocezione perché è troppo complesso, però va a regolare il tono muscolare e anche la capacità della lettura. Benissimo, ecco, affascinante l'intro che, come si dice in gergo, che lei ha fatto, dottor Berton. Infatti passo la parola direttamente al dottor Marino, che mi ha fatto omaggio di un libro, ecco, facciamolo vedere, regia, eccolo qua, un libro con cui lei spiega in effetti, eccolo qui, col suo contributo anche del dottor Patrick Quercia, quindi come il nuovo sistema della personologia. Però veniamo alla dislessia, quindi avete scoperto, quindi avete studiato che c'è questa connessione fra la difficoltà dell'apprendimento e che cosa? E come diceva il dottor Berton, questa famosa benedetta propriocezione. Sappiamo con certezza, perché ormai gli studi sono abbondanti in questa materia, che i bambini dislessici hanno delle caratteristiche del tutto particolari e che li mettono in una posizione di netta differenza rispetto al bambino non dislessico, al normolettore. Per esempio, sono stati fatti degli studi che hanno dimostrato che quando il bambino viene messo in una situazione di disequilibrio, la sua attività cognitiva non è più la stessa di quando non è in disequilibrio, e questo per esempio non succede nel bambino non dislessico. E poi si è visto che quando un bambino dislessico riesce ad avere una localizzazione spaziale fisiologica, la famosa localizzazione spaziale fisiologica, il bambino per forza di cose incomincia a leggere con più facilità. Terzo, che è un po' il mio campo, il dottor Berton ha fatto la sua tesi per il master di Bologna in percezione azione sui sintomi legati a dei disturbi della bocca. I sintomi legati ai problemi cognitivi sono molto rappresentati, e ultimamente è apparsa una pubblicazione fatta dalla professoressa Perillo dell'Università di Napoli, che ha dimostrato come statisticamente sono molti i bambini che hanno un problema di malocclusione legato alla dislessia. Questo perché, ancora una volta, la malocclusione dentale è il sintomo, è lo specchio di una delle tante disfunzioni della propriocezione. Quindi molto, diciamo, abbiamo visto, la regia aveva mandato
una slide che abbiamo pensato, dottore, per questo argomento. Ecco, facciamolo vedere, magari se la vogliamo commentare assieme. E questa è una bellissima slide perché fa capire come il bambino dislessico, cioè che fa capire come la dislessia in realtà sia solamente un sintomo nel mezzo di tanti altri sintomi. Se c'è qualche genitore in questo momento che magari è un bambino dislessico e che legge quello che è scritto in questa vignetta, probabilmente ritroverà molte delle situazioni dei figli. La capacità di non riuscire a riposare correttamente durante la notte, giocare a calcio che non riesce a prendere il pallone, essere, come dicevi tu Vincenzo, essere svogliati a scuola perché il sonno non è sufficientemente riparatore durante la notte e così via. Quindi noi ci siamo resi conto, e credo che ormai sia inevitabile che anche chi si interessa veramente a livello alto della dislessia deve rendersene conto che la dislessia non può essere più interpretata come un disturbo specifico, ma come un sintomo di una disfunzione più ampia. Quindi ecco, apriamo gli orizzonti, quindi non più, ecco, lo diciamo anche ai genitori a casa, apriamoci alle cose nuove, alle percezioni che possono venire da fuori. Quello che ha detto il dottor Marino è molto forte, spacca un po' il sistema tradizionale di vedere le cose, quindi invito i genitori a fare una riflessione quindi, su questo argomento. Sicuramente ci saranno genitori che hanno questa esperienza diretta oppure conoscono altri genitori che hanno questo tipo di vissuto. Ecco, confrontiamoci su questo aspetto. Ecco, c'è anche la possibilità, il dottore mi diceva, di un questionario, vogliamo dire come... Sì, perché... si è segnato qualche sintomo, in realtà i sintomi sono numerosi e l'Università di Digione ha creato questo questionario con delle domande per i genitori, con delle domande specifiche per i bambini e a seconda del creato attraverso la risposta a queste domande si può già stabilire in anticipo, anzi meglio, se il bambino, anche se non è certificato dislessico, potenzialmente può diventarlo. E questo è straordinario, perché funziona molto bene, perché l'abbiamo testato, perché è stato verificato dall'università e dall'istituto di statistica dell'Università di Digione, e perché più prendiamo presto questi bambini e più è facile regolarli e modificare i loro problemi. Dove si trova, dottore, questo... Chi è interessato può guardare nel sito del dottor Berton o nel mio sito oppure mandare una mail e noi possiamo farglielo avere a casa. Ecco, benissimo. Quindi diciamo rompiamo anche un po' il sistema culturale, perché uno pensa che un bambino dislessico deve essere per forza poco intelligente, invece ecco, spacchiamo questo sistema vecchio di vedere le cose, dottor Berton. Per spaccare questo retaggio basta citare due esempi storici, un esempio storico, un esempio contemporaneo. Caso emblematico è quello di Albert Einstein, che sappiamo cosa ha prodotto per la scienza, dislessico conclamato. Altro caso conclamato è quello di Bill Gates, che sappiamo anche lui cosa ha fatto. Si dice che i bambini dislessici siano meno intelligenti dei bambini non dislessici. In realtà è l'esatto contrario, perché possiamo dimostrare che se nella lettura il bambino non dislessico, o comunque la persona, parliamo anche degli adulti, non dislessico, ha una lettura lineare, il movimento degli occhi nel bambino dislessico ha dei movimenti di vai e vieni, per cui legge una parola, legge la parola successiva, torna sulla prima per tornare sulla seconda, per cui non avendo una lettura lineare tende a distrarsi, e questo è il motivo per cui fa molta più difficoltà a capire. Voglio fare una confessione, nel senso che ci siamo raccontati col dottor Marino che da giovani studenti a me capitava di leggere una pagina del libro 7 volte e all'8ª cominciavo a capirlo. Mi spiace solo di non aver avuto i mezzi di cui disponiamo adesso. Sì, comunque ecco, diciamo che l'auspicio mi ha fatto molto piacere, ahimè il tempo è tiranno, mi ha fatto molto piacere avervi qui con me oggi, perché ho accolto senza dubbio, diciamo, quando mi avete lanciato la sfida di parlare della dislessia, come una cosa che si può vedere sotto un'altra luce grazie a voi, grazie all'impegno che ci mettete ogni giorno, perché diciamo, grazie ai contatti quotidiani che abbiamo,
che ci mettete l'anima su questa cosa qua. Avete un'esperienza importante, dottor Marino, in primis ovviamente, lo diciamo con senso di umiltà, il dottor Berton. Ovviamente per quello che fate grazie, perché comunque se c'è qualche ragazzo, qualcuno che ha voglia anche di confrontarsi con questa nuova opportunità, ben venga. Bisogna aprire la mente, perché spesso i canali tradizionali non è detto che siano per forza quelli aggiornati o i migliori possibili. Basta aprire un po' le orecchie, sentire qualcosa in più e avere delle percezioni, passatemi il termine visto che parliamo di posturologia, percezioni diverse. Tocca a noi genitori ovviamente accettare questa sfida. Bene, allora un sentito grazie e ovviamente complimenti dottor Marino per il suo libro, che mi riprometto ovviamente di approfondire, occhio e bocca, ovviamente è molto tecnico, quindi ringrazio sentitamente il dottor Alfredo Marino, medico chirurgo odontoiatra a Vicenza, e il dottor Christian Berton, medico chirurgo, ortopedico, posturologo, traumatologo, medicina sportiva di Venezia, e veramente grazie ancora per quello che fate. Grazie. Grazie a lei. Non mi resta che lanciare la sigla e ovviamente fra qualche minuto il nostro talk show Insieme le persone va avanti. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica strana. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Qua di nuovo in linea, siamo qua alle 21:20 al mio orologio e comunque continua il talk show insieme alle persone. Vado subito a presentarvi gli ospiti perché abbiamo visto questa bellissima parentesi che, devo essere sincero, mi ha molto emozionato con il dottor Marino e il dottor Bertone. Abbiamo parlato di dislessia, di come con la post-urologia può essere interessata anche la dislessia, si può curare, si può fare tanto, quindi veramente un invito, riguardate la puntata, il primo pezzo lo diffonderemo dappertutto, apriamo gli orizzonti. Vi presento Mattia Gherardi, assessore comune di Vicenza Infrastrutture, Protezione Civile, Arredo Urbano, Verde Pubblico, a tutto lei? Vari ed eventuali. Vari ed eventuali, anche agricoltura, Fratelli d'Italia Vicenza. Poi invece abbiamo Beniamino Boscolo Capon, capogruppo Forza Italia, Consiglio Comunale di Chioggia, anche lei responsabile regionale Dipartimento, formazione Forza Italia Veneto, poi parleremo di questa cosa qua, componente direttivo metropolitano di Venezia. Poi invece abbiamo Francesco Scopelliti, Italia Viva. Bacia la bandiera, Vincenzo. Non capisco cos'è Italia Viva, la bandiera di... cioè, non so se... Farò tutta la puntata così. Ah, così, ma perché non mi dica che è interista? No, è interista? È mancanza d'uso degli ultimi anni che non sì, sappiamo. piena di polvere. Esatto, da 20 anni chiuso nel cassetto. Poi dovremo avere in collegamento, vediamo un po' se c'è il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Se non c'è il collegamento, magari eccolo qua collegato. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, ovviamente, Padrino, ovviamente lei intervenga perché abbiamo l'unico collegamento con lei, quindi quando vuole intervenga pure. Subito domanda a bruciapelo, non le faccio la domanda sull'Inter Scopelliti, quindi ovviamente non gliela posso fare perché per me non esiste l'Inter. Chiedimi se sono felice. Non esiste l'Inter, non è squadra non pervenuta. Quindi, siamo in due. Perché devo essere neutro, quindi non mi posso... Però a parte tutto, ecco, questa settimana è stata una settimana feroce sotto l'aspetto prendiamo spunto Scopelliti dalla partita, le polemiche strumentali, non strumentali, inutili o verosimili su quello che lo chiedo a Gherardi, di quelle così manifestazioni spontanee di gioia dopo prima del fischio finale di una partita collegata. Piazza Duomo 40.000 persone, 30.000, io non le ho contate, però mi fido di quello che possono aver detto i giornali, però rimane il fatto che comunque il calcio in Italia è più potente di qualsiasi pandemia o di pericolo di pandemia. Gherardi. Più che il calcio è più potente, io penso che a questo punto sia la frustrazione della gente che è più potente, perché quello era il pretesto per uscire. Per carità, capisco da tifoso anch'io la voglia di sfogarsi, soprattutto ho avuto scoperto dopo tanti anni che le bandiere sono io da milanista, quindi lo capisco benissimo, però penso che sia più che altro adesso veramente frutto della frustrazione delle persone, perché ormai dopo un anno dove si viene presi in giro dentro fuori, limitati di qua, limitati di là e ancora non si vede nessun risultato, penso che poi l'occasione sia stata proprio buona per dire ma chi se ne frega, se ne va fuori. Quindi secondo lei c'erano anche milanisti all'interno del... No, io penso che lì in mezzo ci fosse di tutto, non in piazza sicuramente, col pretesto però milanisti no di sicuro, anzi probabilmente erano a rosicare giustamente da qualche altra parte, come me, però no, penso che sia stato un insieme di cose, ma tanto dettato anche dopo dalla voglia di uscire, cioè quello era il pretesto buono per dire ma chi se ne frega, vado. Ecco, questa sensazione, parlo con Boscolo Capone, ecco, ricordiamo che a Chioggia siete tutti Boscolo, quindi c'è bisogno del... Oltre 9.000 Boscolo, siamo un comune Capone importante. Che vuol dire Capone alla fine? Che cosa... Il cappone, immagino io. Ah, non c'è una... E tra l'altro non solo abbiamo due cognomi, ma poi abbiamo anche quelle che vengono chiamate le nomenanze, dei soprannomi ulteriori. Già. Io sono della famiglia Boscolo Capone, sono i Pontin, perché... Bisnonno era calzolaio, metteva le puntine sulle suole, ma parliamo... ho capito. Interessante, è bella questa cosa. È la storia e la cultura in Italia, qualsiasi paese trovi... Comunque è affascinante, perché in effetti così a casa qualcuno si diletterà ad approfondire queste tematiche. Io ho una cara amica, Valeria Boscolo Chielon, per dire, no? Anche lei è originaria di Chioggia.
Senta, perché lei è felice quindi scoprirti, a parte l'Inter che comunque ha vinto per caso lo scudetto perché le altre squadre non erano in forma e quindi uno doveva vincere lo scudetto, quindi alla fine Quindi l'ha meglio che l'abbiamo vinto noi. No, per carità, però è stata una che cosa la un Juve, po' insomma. campionato un po' quindi definito. No, diventava anche buono, noioso il buono. campionato. È un ottimo campionato, diciamo la verità. Comunque ti dicevo prima, chiedimi se sono... Sì, perché non è una domanda retorica, ma... Allora, sono felice perché l'Inter ha vinto lo scudetto, perché Draghi è Presidente del Consiglio e perché mi sono vaccinato. Il primo maggio. Così giovane? Così giovane? No, purtroppo, ahimè, purtroppo ho 61 anni. Pensavo vado fossero per arrivati 62. 3 milioni di dosi della Mi sono vaccinato con l'AstraZeneca. Mi hanno fatto una dose speciale, sono diventato molto più intelligente di com'ero. È stato facile. Sono rimasto interista. Il salto non è stato difficile. Quindi è sinonimo di intelligenza essere interisti. È tutto contrario, che non ha funzionato allora. Quindi diciamo i medici hanno subito visto una reazione. Subito, ho visto che ho fatto proprio Senta, il ma quoziente quella dose che le hanno fatta era quella che lei ci aveva promesso a fine marzo di 28 milioni, è proprio quella, una di quelle. Se vuoi ne parleremo ad ora durante la trasmissione. Siamo qui apposta. I conti tornano, perché quando c'è una persona capace a organizzare, come il generale Figliuolo, capo della logistica dell'esercito, quindi meglio di lui non c'è nessuno, allora le cose vanno per forza di cose bene. L'ultima cosa che sta andando bene, che va per il verso giusto, è questa raccomandazione che hanno fatto di fare il richiamo Pfizer e Moderna a 6 settimane anziché a 3 settimane. In questo modo si aumenta la disponibilità del primo vaccino per la popolazione, che significa arrivare ad avere persone entro giugno che abbiano avuto almeno una dose, perché Draghi vuole riaprire il paese il 1° giugno. Ecco, ricordiamo a casa 049 63 11 11 per chi volesse chiamare. Ricordatevi, non dovete fare per forza la domanda del secolo, la domanda perfetta. Se avete anche un'idea, raccontiamola, condividiamola, cioè non tenetela per voi, la cultura è confronto. Questo può essere il salotto buono con cui fare anche questo tipo di aggregazione. Quindi 049 63 11 11, se non volete chiamare sulla diretta Facebook scrivete un commento sotto, eventualmente i più pertinenti li leggiamo. Senta Capon, alla fine si è parlato di Draghi. Ecco, io da cultore, cioè non sono un tifoso di nessuno e quindi cerco di avere sempre un atteggiamento abbastanza neutrale, cerco di pormi sempre in una prospettiva diversa, non vedo grandi cambiamenti rispetto a Conte, non vedo, anzi sotto certi aspetti vedo una recrudescenza di atteggiamenti tipo il pass per trasferirsi da regione a regione durante le vacanze, quindi delle cose per esempio che l'anno scorso non c'erano. Io per quanto riguarda la questione attuale do un dato, cioè oltre 1 anno e mezzo che siamo sotto scacco da questa pandemia e se ci sono manifestazioni in piazza vuol dire che ci sono delle persone che soffrono. Certo. L'amico ha usato parole più edulcorate per questo governo, dove Forza Italia comunque è al governo, quindi però non mi va di difendere l'indifendibile, nel senso che si sbaglia tutti i giorni, non è che per forza abbiamo delle che fanno azioni perfette, tutto è perfettibile, ma questa storia che il coprifuoco alle 22 come che non ci fosse un virus notturno più la questione di riaprire ma solo all'aperto, solo per fasce orarie, io vedo che se è passato 1 anno e mezzo e hanno chiuso delle imprese, forse hanno chiuso le imprese sbagliate, le attività sbagliate, perché comunque vedo dei post, dei meme su Facebook, sui social, dove magari i ristoranti sono chiusi, ma la gente nella metropolitana è tutta schiacciata. Vedo delle palestre che fanno le manifestazioni perché proprio non solo sono chiuse, ma magari sono anche senza quei ristori tanto promessi, tanto dovuti, e anche se sono stati stanziati dei soldi al governo perché vanno detto che sono stati veloci a stanziarli, poi invece arrivano con gravissimo ritardo. Anzi, mi pare uno studio della CGA
imputava che dei 67 miliardi tra Conte e Draghi che hanno stanziato come risorse, poco più del 50% sono arrivati, mancano non mi ricordo il numero di decreti attuativi per fare determinate attività, e quindi dico, è vero che magari la politica di Draghi è stata migliore della politica di Conte, ma l'apparato burocratico amministrativo è ancora contorto, è ancora lento e non è esaustivo delle richieste che i cittadini soffrono, sprigionando un grido di dolore che non è quello di gioia di Piazza Duomo dei bandieristi, ma sono manifestazioni che bloccano il raccordo anulare, l'autostrada, non sanno più cosa fare. E quindi come si può accusare chi va a manifestare? Deve essere gente disperata, perché gli italiani rispetto ad altri paesi nel mondo non si sono mai comportati così. Non siamo francesi, diciamo. Hanno anche una certa dignità il popolo italiano. Poi i veneti piuttosto di chiederti un piacere stanno senza, capito? Eppure anche loro, anche noi veneti, per dire siamo in piazza arrabbiati e cerchiamo di rispettare il più possibile le norme, che è impossibile, perché comunque quando c'è il controllo c'è la chiusura di 5 giorni del locale, perché comunque ti trovano sempre qualcosa. Ecco, facciamo l'esempio di Verona, dove un ristoratore, c'è stata la pioggia, perché ecco, viva il parroco, come si dice, però evidentemente queste leggi sono state fatte a misura di Campania, Calabria, Puglia. Invece l'Italia, lo dico a quelli che hanno emesso queste ordinanze, è fatta di nord, di centro e di sud, e quindi evidentemente a Verona ha piovuto, tutti dentro il locale per ripararsi, è arrivato il vigile che ha dovuto semplicemente applicare la norma, multa a tutti e chiuso il locale per 5 giorni. Prefetto, valuteremo caso per caso. Com'è la situazione a Belluno, Patrin? Cioè, tutti a cenare con la copertina fuori nei locali? No, perché a Belluno fa freddo, credo, no? Cioè, no. Ma questo è un tema veramente che è difficile da affrontare e non vorrei veramente essere, da questo punto di vista, chi governa in questo momento e chi governa ormai da tempo, perché penso che prendere decisioni sia praticamente impossibile e quindi è molto difficile. È chiaro che anch'io sto percependo una certa di malessere che ormai comincia a essere pesante. Le manifestazioni che prima si potevano veramente, erano diradate, adesso cominciano a essere abbastanza costanti, e questo è il significato di un percorso e di un periodo che è estremamente difficile, soprattutto per alcune categorie che hanno sofferto più di altre ovviamente queste limitazioni. Quindi ristoranti e bar che in questo momento sono tornati a lavorare, ma lavorano sempre in maniera molto limitata. E io sto guardando già quello che è un po' la stagione turistica estiva, perché questo ormai è l'attenzione che noi stiamo dando. Abbiamo perso praticamente l'intera stagione invernale, con delle conseguenze pesanti sugli impiantisti, sui lavoratori stagionali, che quindi hanno subito di fortissimi, diciamo così, situazioni di difficoltà. Adesso mi pare di aver visto che c'è, tra i decreti attuativi sono stati stanziati 40 milioni per i maestri di sci, ad esempio, e questa sicuramente è una buona azione, però il tema è estremamente delicato, quindi io mi auguro che soprattutto per questa industria, noi a Belluno viviamo fondamentalmente di manifatturiero da un lato e ovviamente di turismo dall'altro. Per noi è vitale riuscire a poter riaprire le nostre attività, le nostre strutture ricettive, contestualmente con quelli che sono le limitazioni, i sensi di responsabilità, perché dobbiamo essere consapevoli che il virus purtroppo non se n'è andato, perché anche se ha diminuito la sua carica, io purtroppo conto ancora sul territorio provinciale bellunese numeri che hanno sicuramente paragoni a dicembre, in cui io sono sempre stato purtroppo abbastanza polemico nel rimanere in zona gialla, e sono convinto che essere rimasti in zona gialla a dicembre ha provocato secondo me grossissimi problemi alla struttura sanitaria, però contestualmente devo dire che le condizioni sono decisamente migliorate, ma ancora i numeri non ci possono far dormire sonni tranquilli. Mi auguro veramente che con una campagna vaccinale che comincia a ingranare, con comunque delle persone che tante hanno avuto il Covid e quindi di fatto per un lungo periodo secondo me sono immunizzate, con questi due fattori, diciamo così, possiamo vedere un po' di luce in fondo a questo tunnel. Presidente, si vedono secondo me.
si vedono un po' di, di ristoranti aperti la sera penso con riscaldamento, giusto lì da voi, quindi... Sì, devo dire che anche qua sul tempo, come sempre, quando serve non è adeguato, perché anche qui adesso iniziano tutta una serie di piogge che lo scorso anno non c'erano, perché quest'anno c'è stata un'ondata di neve che non si registrava da 20 anni, ovviamente gli impianti erano chiusi, pare che il tempo veramente anche si diverta a creare disagi su disagi. È chiaro che noi abbiamo una condizione per poter gestire delle strutture all'aperto che è difficilissima rispetto a realtà di pianura oppure di mare, quindi anche questo è un altro problema a cui dobbiamo affrontare i nostri imprenditori. Dopo è chiaro che di fronte alle immagini domenica, anch'io sono un milanista, addirittura presidente di Milan Club, quindi sono estremamente contento del mio Milan, che penso stia facendo già oltre quelle che sono le sue attuali possibilità. Faccio i complimenti ai cugini interisti che ci hanno meritato, però è chiaro che di fronte a quell'immagine lì è chiaro che chi soprattutto rispetta le regole non può che dissentire e esprimere giudizi estremamente negativi. Sì, Confcommercio si è ribellata, diciamoci le cose come stanno, ovviamente perché chiusi in casa non si può fare, non si può entrare, non si può, distanza di sicurezza quando sei in coda, e poi vedere tutte quelle sembrate, la polizia poco ha potuto fare. Quello che mi è dispiaciuto sinceramente è l'atteggiamento della società, che ha dichiarato state attenti, cioè una cosa molto blanda, invece avrebbe dovuto dire evitate gli assembramenti, festeggiate a casa, questo sarebbe stato più giusto secondo me. Certo. Io ho ascoltato i commenti, a parte un buon interista che è gioioso, quindi va tutto bene, acqua di rose, però ho sentito due esponenti di due partiti dell'attuale maggioranza di governo che criticano le scelte del governo, ma poi uno vota contro e l'altro si astiene nel togliere il limite orario. Allora, due sono le cose. O il partito non ascolta la base e c'è un problema di comunicazione tra base del partito e partito a Roma per interesse, oppure qualcosa non funziona. Perché mi pare che l'ultimo voto ci sia stata una parte di voto contrario e una parte di astensione. Quindi vuol dire che qua qualcosa non torna. Riguardo il coprifuoco. Al coprifuoco? Ma io per esempio sono favorevole al coprifuoco. Infatti non ho, come il 65% degli italiani. Ma io ho appena detto voi siete una minoranza. Il 65% di quelli stipendiati a fine mese a priori o con la cassa integrazione. Forse anche il 70%. Ecco, allora questo dimostra qual è il problema più grosso. No, però io faccio questa osservazione. Abbiamo due esponenti, attenzione, non è una critica a loro due, sia ben chiaro, anzi è un plauso a loro due. Ci mancherebbe, se io non sono d'accordo. No, ma io faccio l'osservazione, quindi... No, perché comunque voi siete esponenti del territorio. Se un partito territorio non ascolta la sua base sul territorio, esponenti di un certo calibro, il presidente della provincia no, l'ultimo eletto nel comune di 120 abitanti in provincia di Vicenza, due esponenti e dicono una cosa del genere, vuol dire che qualche problemino c'è. Senta Gherardi, perché secondo lei? Quindi immaginiamoci uno scontro in Consiglio dei Ministri, un'ideologia di base, perché sappiamo che comunque questa logica del coprifuoco è proprio di ideologia Movimento 5 Stelle e PD, non è che è una mia idea, è oggettiva questa cosa. Quindi, no, scusa, da una parte... ideologia salvaviva, non è ideologia. No, non stiamo parlando di ideologia politica. Alle 8 della mattina in 200 in un autobus... Scoperini, non mi fraintenda e non mi faccia dire cose che non ho detto. Non sto parlando che bisogna essere liberi tutti, si parla di alzare dalle 22 alle 23, anche Lino Banfi, il mio conterraneo, pugliese, ha detto noi giù in Puglia andiamo a cenare alle 9 di sera. Ma anche le 23 d'estate a Sottomarina si muove alle 10 di sera per i giovani. Mi chiedo ma adesso il 15 maggio apriamo fino alle 23. La questione è che di sera c'è meno controllo, meno polizia, perché i turni, dopo tutta una giornata di lavoro, alla sera c'è meno controllo del territorio. Lei deve essere sincero nelle valutazioni dei dati. C'è stata, e lo dico anche a Capone, c'è stata la Gelmini che ha detto il coprifuoco fino alle 22 rimane fino al 31 luglio.
Non l'ho mica detto io questa cosa qua. E lei si immagina Jesolo, i vigili urbani col fischietto, tutti mentre uno passeggia. Ricordiamoci l'anno scorso c'erano 100 casi al giorno. Papa, l'ha detto la Gelmini. Sì, l'ha detto il governo. Allora, che cosa c'è? La domanda è come mai questo contrasto, diciamo, fra chi dice no, per forza l'orologio determina un abbattimento del Covid o rischi di... Oggi per esempio c'era uno studio che ho letto di una virologa che dice solo il 12% delle possibilità di contagio possono derivare dagli assembramenti, il resto vivere a casa, eccetera, eccetera. Vincenzo, trasporti pubblici ed altre cose. È facilissima. Quindi sentiamo gli errori e poi... però ricordatevi 049 63 11 11, chiamate, non siate timidi. Non vorrei che mai che il virus del Covid fosse un amante della cena, quindi si ricarica a cena, poi dopo si scatena di notte. È orologeria, come si dice. Qualcuno, giustamente, come diceva il consigliere, mi deve spiegare che differenza c'è tra il Covid alle 8 della mattina stipati su metropolitane, autobus o in coda agli uffici e il Covid alle 10 e un minuto, alle 22 e un minuto, alle 22 e 30 in tavola a un ristorante che magari rispetta tutte le norme che gli sono state impostate, tutte le normative di questo mondo, distanziamento e tutto, che differenza c'è? Quindi lei dice un'ideologia... non mi riesce a raccontare che è la storia che ci sono meno controlli, con tutto rispetto, ci sono meno controlli notturni, non è quello. È semplicemente cercare un capro espiatorio. Bisogna trovare qualcuno da colpire per dire sto facendo qualcosa. No, perché non è quello, altrimenti il problema che ci sono sarebbe. contro, No, però non sono d'accordo come la poni tu. Sentiamo Capone. Io posso farvi un esempio. Domenica, Vicenza, centro storico, post Bomba Day, si riaprono i varchi della città, c'era il 4 minuti sì. E non c'era un tavolo libero in tutta la città. Adesso ditemi che differenza c'è tra le 4:30 del pomeriggio e le 10:30 di sera se la gente è seduta e distanziata ai tavoli del bar. Cioè lei dice, erano perfettamente in ordine, distanziati, si tenevano sulla mascherina al tavolo, educati, tutto in ordine, e sono arrivati in massa dopo che la città era stata chiusa. Che differenza c'è tra le 4:30 del pomeriggio e le 10:30 Capone, 11 allora, lei che interpretazione dà di questo? Non c'è nessuna differenza secondo me. Cioè, sul concetto posso dare ragione al collega, amico di questa sera, però capisco che Fratelli d'Italia è all'opposizione e quindi ci marcia anche sulle parole che diciamo noi. Dico, no, si chiama coerenza. No, coerenza, mica sono io onorevole, mica vado io a votare in Parlamento o al Senato, mica sono ministro. Una telefonata a casa, dice la regia, pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, chi parla? Sì, buonasera, salve, Giovanni dalla provincia di Padova. Sì, prego Giovanni. Gentilmente volevo chiedere ai suoi ospiti. Allora, i supermercati, ok, nessuno controlla, centinaia di migliaia di persone escono, entrano, assembramenti, nessuno controlla, vigili che non fanno niente, carabinieri, polizia, non c'è nessuno che controlla, tutto permesso, ok? Poi un'altra cosa che devono parlare, perché multinazionali qui in Italia pagano le tasse il 3%, tipo i signori Amazon e tutta quella Centrale insieme a tutti i grossi industriali o finti come Fiat, per non dire altro, e che hanno sedi fiscali all'estero, che pagano tasse qua irrisorie. Benissimo, benissimo. Grazie Giovanni. Ovviamente purtroppo dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Una riflessione amara quella del signor Giovanni. L'altro giorno ho intervistato una cassiera di un supermercato e mi ha detto, perché poi mi ha riconosciuto, ha detto guardi le posso dire, lo dica in trasmissione, quindi accontento questa cassiera, non dirò il nome, ha detto dica ci sono parecchi anziani che vengono a fare la spesa anche 5 o 6 volte al giorno, quindi, cioè, ecco, quindi poi alla fine... Oh, ma ho preso il Covid, non so come. Esco da casa, vado a fare la spesa, torno a casa. 5 volte. 5, 6, 7 volte al giorno. Quindi parliamo di situazioni veramente
paradossali. Su questa riflessione vi invito a rimanere collegati con noi solo per un attimo e poi continuiamo questa interessante argomentazione. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Diretta, guardate cosa mi hanno costretto a mettere qua, eccola qua, mi sono girato un attimo, mi sono trovato, vabbè, sono stato preso alla sprovvista, comunque insieme Idee Persone TV, ricordiamo chi siamo, un nuovo modo di concepire l'informazione, quindi con il canale social, alla fine a tutti gli effetti come un canale televisivo dedicato all'informazione con il nostro 60 News, che è una testata giornalistica registrata, quotidiano online, informazioni in continuazione, ma i nostri pezzi forti, le rubriche, la mia opinione che mi posso concedere 5 minuti liberamente per dire veramente quello che penso, e vi posso dire che gli argomenti ogni giorno, qualcuno si stupisce e mi dice ma come fai ogni giorno a dire cose diverse? Ne avrei tante da dire ogni giorno, ma mi devo anche limitare, credetemi. Insieme delle persone TV mettete mi piace. Abbiamo già una telefonata, mi pare in linea. Pronto, chi parla? Pronto, sono una signora della provincia di Verona. Sì, prego. Devo chiedere una cosa, però non so se lì avete qualche persona magari che sa darmi la risposta. Io ho fatto il vaccino
AstraZeneca, non sono capace neanche di dirla. Ecco, Sì. e sento sempre per la televisione che dico che è un vaccino che è più forte in pratica degli altri. Allora, se questo vaccino è forte, io passo a 70 anni, perché ce ne fanno 2 vaccini? 2 Benissimo. dosi? Grazie della domanda. Qui l'unico che può rispondere ai vaccini è il professor Scopelliti, che è ormai un esperto. No. Mi Mi lei ha fatto la informo, previsione non sono astrale. professore. No, lei ha fatto la professione. Ho fatto anche anch'io l'AstraZeneca. No, lei ha fatto una previsione astrale, certo. arrivano 28 Vabbè, milioni di ma quello vaccini. era una previsione Draghi politica. è il meglio del mondo, eccetera. Può anche dire la sua su Sì, AstraZeneca. no, io rispondo volentieri alla signora. Signora, la prima dose del vaccino AstraZeneca dà una protezione fra il 60 e il 67%, Sì, dicono le questo statistiche. sono... La seconda serve per portare la protezione al 97 al 99%. Benissimo. Ecco, il fatto che ho la bandiera qui dimostra, dottor Scopelliti, che io sono una persona democratica, cioè nel senso che nonostante tutto accetto. Anch'io sono un sincero democratico, basta fare quello che dico io. Esatto. Non era per spolverare il tavolo. Evviva la democrazia. No, perché se uno potrebbe dire no, non la metto, no, invece io la metto apposta per far vedere che posso anche gioire di una festa che comunque riguarda tutta l'Italia. Però a proposito dell'aumento della percentuale di copertura, ci sono anche dei Capone, poi magari sentiamo anche Gherardi e poi volevo sentire anche Padrini cosa ne pensa. Ci sono anche degli infermieri che dicono noi non vogliamo essere oggetto di un farmaco comunque sperimentale. Capone. Allora, intanto per rispondere cortesemente alla telefonata precedente del signor Giovanni, sui supermercati, effettivamente due riflessioni veloci. La prima: non è mai stato considerato il cassiere e la cassiera come un soggetto sensibile al pari delle forze dell'ordine, degli infermieri, di tutti, e sono sempre stati abbastanza messe da parte. Invece secondo me i lavoratori del supermercato, visto che sono sempre stati aperti, anzi beni di prima necessità, eccetera, dovevano sempre essere aperti, considerati al pari. Vaccinati subito. Per quanto l'abbiamo detto, o si è detto in giro, perché non mi invento niente, insomma, non sono mai state ascoltate queste desiderata. Seconda cosa, effettivamente molti supermercati, almeno del piccolo termometro che ho io per misurare quello che vedo e quello che frequento, hanno messo soprattutto quando eravamo in zona rossa o in lockdown davanti ai supermercati delle guardie private o dei sceriffi. Sì, o comunque dei dipendenti del supermercato a controllare le file, eccetera. Ultimamente effettivamente le lamentele del signore che ha telefonato precedentemente sono più che giuste e giustificate, e quindi bisogna comunque le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine, insomma un coordinamento, vadano a controllare e a fare in modo che ci sia più ordine, perché non si scherza con queste cose. Tornando invece sulla parte pubblica del reparto sociosanitario, dove ci sono delle persone che sono a stretto contatto con delle persone fragili, fanno un lavoro che è sensibile, e quindi se si chiede che facciano il vaccino, perché non sono obbligati, non li puntano la pistola, vuol dire che c'è un motivo. A me al lavoro non mi hanno detto fate il vaccino, al di là che l'avrei fatto. Però Capone, poi sentiamo Gherardi, però effettivamente queste persone dicono sì, lo sappiamo che io sono anche disposto, ho letto una testimonianza di un infermiere di Torino, sono anche disposta a autosospendermi, però non mi inietto un farmaco sperimentale. 22 milioni di italiani si sono vaccinati fino adesso. Cosa c'entra? No, scusi, c'è un motivo perché mi dici di no. Se serve questo vaccino, se siamo in pericolo, a rischio, forse a rischio più che in pericolo. Adesso no, parliamo proprio dell'oggetto, cioè Gherardi, è un farmaco sperimentale, cioè è vera questa cosa? Ci faccio il vaccino, sì, no, poi alla fine è da vedere. Quindi... non puoi dire che è un farmaco certificato. Come no? Perché la sperimentazione regolare non dall'OMS, dall'EMA e dall'AIFA. Autorizzato e certificato sono due cose diverse. Uno ha fatto una fase di sperimentazione ben precisa, duratura nel tempo, con analisi a lungo termine, l'altro invece è stato certificato con analisi a breve termine. Fermo restando che il libero arbitrio personale di dire lo voglio fare o non lo voglio fare
è fondamentale. Penso che la salute di Fa ogni individuo specie che diciamo, una persona che lavora nella sanità, più persone, pardon, o una categoria, si faccia dei problemi di quel tipo. Quindi per chi non è medico o chi non lavora nel mondo sanitario, sentire quelle affermazioni qualche dubbio. Cioè, pensa che comunque se io faccio un altro lavoro e dico ma io non è sicuro, io che cosa posso sapere, faccio l'imprenditore, faccio un altro consulente, quindi è un altro lavoro, ma uno che è nel settore e dice non voglio essere cavia, mi viene da pensare sul criterio, non tanto sul fatto che sia vero o no. Che quello è il soldato che fa l'obiettore di coscienza, o sei soldato o obiettore di coscienza, cioè se sei tu nel settore. Ma infatti questa persona ha detto mi sospendo, io non voglio fare il vaccino. Cioè, ma ne conosco anch'io che hanno avuto dubbi, lo sospendo anch'io senza stipendio. Lo sospendo anch'io senza stipendio. Per rispondere al perché, e stai a casa. Perché il personale dei supermercati non è stato vaccinato al pari di altri soggetti, è molto semplice la risposta. Non è una categoria che fa lobby economica, men che meno lobby di voto. Quindi giustamente ci si ridimentica. Quindi Gherardi, la domanda gliela faccio io, quindi sono stati vaccinati i professori, perché siccome i professori votano PD era giusto. No, non è così di chi votano, è che è una lobby di voto. I professori a casa a fare la DAD li vacciniamo, i farmacisti che sono a priori vaccinati hanno gli schermi, li vacciniamo. Attenzione, non sto dicendo che non vanno vaccinate quelle persone, sia chiaro, perché sono persone esposte, ma alla pari ci sono una serie infinite categorie che andavano vaccinate. Gli operatori delle mense aziendali, gli operatori che hanno sempre tutto quel mondo che quindi ha sempre lei avuto che si pone come me la domanda come mai abbiamo lasciato morire gli ultra ottantenni non vaccinandoli e abbiamo vaccinato l'impiegato amministrativo della US di 30 anni. Assolutamente. Ma intanto è arrivato Figliuolo, intanto vorrei dire che da quando è arrivato Figliuolo si segue strettamente la data di nascita. Non è vero assolutamente. Non è vero, lo dici tu. No, lo dico io sì, lo dici tu non è vero, invece non è verissimo. Grazie alle nostre testimonianze che ogni giorno abbiamo detto vaccinate gli ottantenni, vaccinate, alla fine si è scoperchiato. C'è stato Scanzi, che è stato qualche giornalista che è stato vaccinato. Abbiamo sbagliato. Dovevamo lasciarvi senza vaccino, diciamo la verità. Guarda, io personalmente bisogna vaccinare i vecchi. Ho raccolto, tant'è vero che avevamo 500 morti al giorno, adesso ne abbiamo 250, 300. Fra un mese ne avremo 20. Mi creda, un mese fa, 2 mesi fa, io ho raccolto testimonianze di persone di 35, 40, 45 anni, professori, che sono stati vaccinati, da cui 2 mi hanno anche detto che sono andati a finire in neurologia. Ma i professori, scusa Vincenzo, i professori sono a contatto con gli untori sono i nostri figli. Esatto. Per essere chiaro. Sbaglio la scuola era in DAD fino all'altro giorno? Com'è? Sbaglio la scuola era in DAD fino all'altro giorno? Scusa, non prendiamoci in giro. La scuola fino all'altro giorno era in DAD. La scuola materna era aperta, la scuola elementare era aperta, hanno vaccinato solo le scuole superiori delle medie. Solo le scuole superiori sono chiuse. Dai, non fare demagogia. No, non è demagogia. Populismo, non fare populismo. Non è populismo, è questione di essere coerenti e corretti. Esatto. Le cose sono fatte. Gli insegnanti andavano vaccinati. Io avrei vaccinato prima i vecchi, come me. Prima i vecchi andavano vaccinati e poi allora, le altre nazioni dirigenti hanno vaccinato prima le persone che hanno più, non i vecchi, le persone che rischiano di morire. Questo invece abbiamo lasciato diciamo, la gente che continuasse a morire, la logica non la so, stavamo prendendo quella deriva pontiana l'impiegato amministrativo gli avvocati. Anche Draghi, scusi, lei è fan di Draghi, anche Draghi ha detto dovete vaccinare i giovani psicologi che poi ha detto esattamente il contrario. Che poi ha detto ma un giovane psicologo di 35 anni non si vergogna di farsi il vaccino. Questo ha detto. Per questa dimostrazione che vengono vaccinati i trentenni, i professori e non gli ottantenni. È un paramedico. Poi a un certo punto noi che facciamo informazione abbiamo detto state sbagliando ogni giorno, alla fine, ma forse non è meglio che vacciniamo gli ottantenni. Voglio sentire Padrin, che la vedo sornione, non le dà fastidio Padrin se tengo qui la bandiera, ecco, anche lei è democratico allora.
è tollerante. Partito Un po' di Democratico. fastidio mi dà, ma vabbè, è la settimana dell'Inter, quindi è giusto Diamogli dargli... un po' di onore, facciamo Sì, finta dai, di per essere questa anche settimana gli lasciamo un po' Ogni di 20 spazio. anni una settimana. ogni 20-30 anni si può fare mezz'ora. Vorrei, Mezz'ora di sacrificio ogni 20 anni, 30 anni si può fare. No? abbiamo appena festeggiato 100 anni dalla nascita e abbiamo vinto già 19 scudetti, quindi mediamente uno ogni 5 anni. Insomma, dai. Perché sia chiaro a tutti. Fra l'altro c'è scritto sul giornale che il socio dell'Inter cerca un altro finanziatore perché sono senza soldi. No, più che altro che ha troppi debiti, che è diverso. Sì, più o meno ci siamo in senso No, è metaforico. peggio ancora. Basta che qualcuno cacci i soldi. Pecunia non olet. È uguale, insomma. Va bene, padrine, a proposito degli anziani, abbiamo secondo fatto me una battaglia, guardi, le dico, scusi se faccio una piccola premessa, noi a questo pulpito e ogni giorno con i nostri format abbiamo fatto una battaglia feroce contro i governanti che vaccinavano gli impiegati amministrativi che magari non vedono un paziente, delle USL che non vedono un paziente neanche in fotografia, e gli anziani invece che continuavano a morire. Quindi poi magari forse non è merito mio, ma sicuramente però qualcuno di superiore ci ha ascoltato la lamentele, forse lì com'è la situazione a Belluno, padrino? È che secondo me è stata fatta un po' di confusione sicuramente all'inizio, poi mi pare che la barca si sia raddrizzata e quindi questa modalità adesso legata all'età penso che sia la modalità più giusta. Dopo sulle persone sensibili qua si apre un cerchio enorme, nel senso che sono convinto che le persone sensibili sono tante, sicuramente non sono solo le forze dell'ordine, non sono solo i farmacisti, ma sicuramente anche chi sta dietro un banco di un negozio di alimentari, di un supermercato, è sicuramente una figura sensibile. C'è stata anche la polemica sui sindaci, nel senso che i sindaci sono autorità sanitaria locale e sono le prime persone a contatto con i cittadini. Anche su questo si è creata un gruppo che pensava fosse non fosse giusto, nel senso che invece c'è chi ha fatto anche, mi pare, a livello parlamentare una richiesta esplicita affinché i sindaci fossero vaccinati. Io ad un certo momento mi stavo adeguando a questa strada, poi sinceramente ho fatto un po' anch'io marcia indietro e sono convinto che sia giusto seguire la linea dell'età, perché questa è la linea, almeno ha una logica, diciamo così, è una scelta, anche qua si potrebbero aprire immensi, infiniti scenari, però almeno questa ha una logica ben precisa, si segue l'età e si seguono soprattutto persone anche che hanno patologie particolari, perché anche questo aspetto secondo me va inserito in questo contesto. Non possiamo dimenticare ecco, sì. prendessero il Covid anche delle situazioni drammatiche, quindi questi due aspetti secondo me devono andare di pari passo, età e patologie. Ecco, Scoperini, vuole aggiungere qualcosa? No, abbraccio totalmente quello che ha detto il Presidente. Aggiungo che alla fine la questione è facilissima, no? Se prendo il Covid io è facile che finisco in terapia intensiva. Se lo prende mio figlio, insomma, starà a casa con un po' di febbre, un po' di mal di testa, ma poi gli passa. Ecco, il punto è proprio questo. Vogliamo intasare le terapie intensive? Allora vacciniamo prima gli avvocati e poi i vecchi. Invece, facendo così come abbiamo fatto, cioè che ormai gli ultra settantenni per il 75% sono vaccinati, questa è gente che non andrà in terapia intensiva se anche dovesse prendere, perché il Covid non è detto che non lo prenda, pensato cioè prima, non c'è la certezza assoluta che non si prenda, no? Però questi sono coperti. Senta, Scoperini, lei che è l'uomo di vita di mondo, come giudica i famosi furbetti, cioè quelli che si sono vaccinati e che non si capisce in base a quale criterio sono stati presi e bucati? Sono disgustosi. Scanzi, che ha fatto il furbo, disgustoso. No, perché in effetti... Sono stato chiaro? No, sono d'accordo con lei perché diciamo, per colpa di queste persone non hanno preso i vaccini, persone più meritevoli, e magari si sarebbe potuta salvare qualche vita. No, ma io, come ha detto prima Boscolo, io avrei vaccinato i cassieri dei supermercati, ma vede, la verità è che dovevamo prima vaccinare gli anziani.
Una volta che abbiamo vaccinato tutti gli ultra 65 anni, mettiamola lì, mettiamola Sì. lì, Le categorie più a rischio, diciamo. poi si può scegliere, per esempio, adesso la faccenda di vaccinare gli isolani è meritoria, perché se vogliamo riaprire, come vuole Mattia, no? Che se vogliamo La Grecia l'ha già fatto. far ripartire il paese, quelli di Lampedusa li dobbiamo vaccinare, se no Lampedusa che ha un'età media di 35 anni, chi ci va? Se ancora sono tutti da vaccinare. Invece facciamo andare i turisti a Lampedusa o a Ischia o a Lenosa o all'isola del lago di Iseo, cioè, che poi sono piccoli numeri, no? Sono perfettamente gestibili con quella faccenda che ho detto dell'allungamento dei tempi della seconda dose. Per esempio in Grecia già alcune isole del Peloponneso sono Covid state free, già devono essere Covid le free. isole, devono essere Covid free. Benissimo, ecco, Capone voleva aggiungere qualcosa? Beh, visto che parliamo di isole, quindi Venezia, Chioggia, anche siamo perché isole, no? turismo, quindi no? pensateci. No, ma No, questo, sì. questo fatto di riaprire, cioè, guardi, io oggi ho sentito l'intervento su Sky, su Sky di Garavaglia, no? Che è della Lega, e ho pensato, però ce ne saranno due buoni nella Lega, ma ce li abbiamo tutti e due al governo, per fortuna, Garavaglia e Giorgetti. Cioè, due persone serie. Garavaglia ha fatto un intervento sul turismo perfetto, aggiungendo che le cose che vanno fatte con un po' di buonsenso. Finalmente c'è gente al governo che ha un po' di buonsenso. Ecco, questo voglio dire. Vabbè, il buonsenso che è mancato sicuramente nel governo precedente. E per fortuna voi di Italia Viva... Prego? No, che ce ne sia tanto di più adesso. Sì, c'è. Perché se pensiamo, con tutto il rispetto, e io mi auguro che sia un'estate dove tutti possono lavorare, per carità, ma pensiamo a luglio e agosto, e siamo al 5 di maggio e c'è gente che non arriverà a fine del mese. Sì, quindi anche nei comparti economici, quindi... Oltre ad accelerare le vaccinazioni è necessario accelerare anche questi benedetti rimborsi, ristori, decreto bis... che in alcuni casi non sono mai arrivati. Ecco, benissimo. Allora lanciamo la pubblicità, faccio una domanda a Scopelliti. Scopelliti, lei ha detto a suo figlio che il debito pubblico aumenta di 300 miliardi. Pubblicità, poi magari vediamo, Sì, ci pensi, ci pensi che suo figlio è giovane, ci pensi a questa cosa qua. Pubblicità, ha detto che paga tutto lui. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it.
Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. La scelta è unica, insieme Idee Persone TV, un nuovo modo di concepire l'informazione, non con il canale televisivo ma con i social, quindi solo YouTube e solo Facebook. Abbiamo vari format, tutti creati da noi, quindi non comprati, quindi ce li gestiamo, l'informazione è al centro, l'opinione è al centro e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show Insieme Idee Persone. Quindi mettete mi piace e sostenete le nostre iniziative a Insieme Idee Persone TV. Bene, grazie. Senta, Scopelliti, ti ho fatto una domanda non a caso su questa cosa, perché molti pensano ai 300 miliardi che arriveranno, 270, eccetera, come la panacea di tutti i mali. Uno Stato comunque che fino a ieri, questo mi preoccupa tanto, ha speso per la spesa corrente, quindi facendo cose per propaganda elettorale, direi io, e dimenticandosi invece che c'è una Italia ci sono da fare investimenti, treni, strade, dissesti idrogeologici, magari anche Pandini sarà d'accordo con me anche su tutto questo aspetto. Certo. Però ricordiamoci che sono tutti debiti che noi lasceremo in testa a suo figlio, ai miei figli e ai figli dei nostri. Però vorrei aggiungere che intanto arriveranno 250 miliardi circa, 205 più quelli che mettiamo noi, non sono tutti a debito, ma meno 80 miliardi che sono concessi, gli altri sono tutti a debito, è vero. Però è anche vero che se il nostro prodotto interno lordo aumentasse del 3% l'anno per i prossimi 10 anni, la percentuale di debito sul PIL scenderebbe sotto il 100%. Ecco, questo per dire che, con i secoli in mano si va come dice Draghi, ci sono debiti buoni e debiti cattivi. Ecco, quali sono i debiti buoni? Quelli con i quali si fanno gli investimenti. Se noi facciamo l'alta velocità da Palermo a Milano, a Trieste, può darsi che ci salviamo, altrimenti non ci salviamo. Ecco, a proposito di questo, volevo far vedere, regia, fammi vedere per favore la foto che ringrazio il ristoratore ieri. Ecco qua, questa è la mia foto, un pezzo del mio studio, mi ha portato questo vassoio ben accetto alle 7:30 di sera, che caro, con un calice per il sostegno che stiamo dando con la trasmissione al ristoratore. Io l'ho accettato, ovviamente ce l'ho a 5 metri dal mio ufficio, dal mio studio, però è un simbolo, l'ho messo apposta questa foto perché è un simbolo di una categoria, quella dei ristoratori, che vuole tornare a fare il proprio lavoro, però è anche un simbolo di noi italiani, e la reazione l'abbiamo avuto proprio sabato e domenica, che siamo andati tutti in piazza, come dicevano anche gli Erardi, che abbiamo voglia di riprenderci un po' i nostri spazi, cioè nel senso che poi tutti quanti abbiamo capito che certe costrizioni sono un po' fine a se stesse, e certamente non è che alle 10 se stai a casa non ti infetti, anzi secondo me è più rischioso stare chiusi in casa con gente che magari è asintomatica e tu non ti accorgi e ti ammali. Però questo, quindi massima solidarietà ai ristoratori, l'ho sempre fatto, ogni puntata ne abbiamo parlato, lo faccio ancora adesso, però mi faccio anche un'altra riflessione, Gerardi, e poi vorrei sentire Padrini. Una nazione che parla esclusivamente di bar, ristoranti, discoteche, teatri, e non si occupa dei figli, cioè non ci occupiamo dell'anno e mezzo perso a scuola,
è una tragedia culturale, cioè noi siamo una nazione che invece di pensare alla cultura dei nostri figli, al progresso loro personale, al loro benessere psicofisico, pensiamo al bar aperto, alla pizzeria, all'asporto, con tutto il rispetto per la categoria. Via Dardi. Ma questa è la dimostrazione proprio che non c'è logica in quello che è stato fatto, perché io non discuto la scelta della DAD. Serviva? È stata fatta? Bene. Qualcuno mi deve spiegare perché abbiamo speso milioni e milioni di euro per fare i banchi a rotelle sapendo che dovevano stare a casa gli studenti e non abbiamo speso quei soldi per darli ai comuni a fare infrastrutture tecnologiche. Abbiamo speso milioni e milioni per le cretinate, ma non abbiamo pensato che forse era meglio investirli sui mezzi di trasporto per aumentarli. Abbiamo speso milioni sempre per le cretinate, ma nessuno ha pensato che forse, se fatta diversamente anche la DAD stessa, dando magari una rotazione a scuola con dei sacrifici, per carità, supportando le famiglie, si evitava di far perdere un anno di vita agli studenti. Ma non è solo la questione studentesca a livello di scolarizzazione di studio, è una questione psicologica. I ragazzi adesso, 14, 15, 13, 16, anche 17 anni, non hanno più freni. Io, da assessore alle infrastrutture, lo sto vedendo. Non ci sono mai stati così tanti danneggiamenti e atti di vandalismo nei parchi come nell'ultimo anno. Che gente frustrata. I ragazzi stanno subendo un danno psicofisico che è enorme, ma anche parlando con questi ragazzi si sente dire proprio, ma dove cavolo è che hanno il cervello questi? Pensano a darmi il banco a rotelle e non ho neanche il computer che va quando faccio lezione. Padrini, su questa riflessione pensiamo ai giovani che sono stati chiusi in casa, però pensiamo anche, noi pensiamo sempre a scuole elementari, scuole medie, però io lo dico sempre, pensiamo anche agli universitari che per un anno e mezzo non hanno visto neanche il professore, magari qualcuno che si è appena iscritto non ha mai visto neanche un'aula dell'università, ma anche quelli che si sono appena laureati, che non hanno prospettive di lavoro queste persone, quindi, e questa cosa era già in passato, perché ricordiamoci quanta gente, e anche il figlio di nostro Scopelliti è andato all'estero per lavorare, sono stati costretti ad andare via pur vivendo nel ricco nord-est, quindi immaginarsi quello che abita giù in Calabria, in Sicilia o in Basilicata. Padrino. Secondo me i banchi a rotelle secondo me sono stati un errore che in un contesto di investimenti e sembrava essere una soluzione, ma secondo me si è rivelata purtroppo un errore, e questo è innegabile da questo punto di vista. Guarda, vi porto un'esperienza che mi è capitata ieri in provincia, che mi ha veramente reso molto contento. Mi avevano chiamato un ragazzo che era figlio di un amico e mi ha chiesto un appuntamento. Si sono presentati 3 ragazzi di 22-23 anni, i quali hanno aperto un'agenzia di comunicazione. Frequentano l'università, una a Padova, una a Venezia, sono degli amici e hanno costituito all'età di 22 anni una società in 2, però hanno creato con 6 collaboratori, tutti ragazzi usciti dall'università. Ecco, questo è un esempio che noi amministratori, che spesso e volentieri lanciamo messaggi contro lo spopolamento, soprattutto della montagna, con l'impegno a far rimanere i nostri giovani sui nostri territori, ecco, sono stato messo alla prova. Adesso io devo dimostrare a loro, e questa è un'occasione per me importante, che quello che hanno deciso di intraprendere come percorso di vita lavorativo personale trova un riscontro sul territorio e trova un appoggio delle istituzioni. Perché se io non sarò in grado di dar loro un'opportunità, sarò tra coloro i quali hanno fallito in questo diciamo così, percorso. Quindi devo dire che sono contento e sono rimasto veramente molto contento che hanno le idee già chiare su quello che vogliono fare ormai da grandi anche. Quindi devo dire che è importante questo, perché del resto, io parlo per la nostra montagna e la nostra provincia, gran parte dei ragazzi che escono e frequentano l'università nelle grandi città, Padova, Verona, Venezia, Vicenza, eccetera, eccetera, poi l'80% di questi ragazzi non torna più nel bellunese.
perché ovviamente vive in un'altra realtà. Allora, se possiamo dire l'anziano che ha vissuto il lockdown nelle grandi città dice mai più e magari guarda con un po' di più attenzione alla montagna e quindi a dire bene, se la prossima volta sarò costretto a un lockdown è meglio che mi compri, se ne ho ovviamente la possibilità economica, un qualcosa in montagna dove posso rimanere in casa ma almeno mi trovo in un paesaggio bellissimo, trovo delle comunque condizioni di vita decisamente migliori. Ecco, c'è questo contraltare. Quindi devo dire che abbiamo delle responsabilità, dobbiamo giocarcele per anche noi che viviamo in montagna per tenere i nostri ragazzi. Quindi vi ho portato un esempio concreto in cui sarò messo alla prova e magari fra qualche mese che potrò tornare nella vostra trasmissione vi racconterò se realmente sono riuscito ad aiutare questi ragazzi. Ecco, bene, volentieri la sfida accetta, Presidente, quindi Scopelliti, lei che suo figlio mi pare che è all'estero... Sì, no, mio figlio ha provato a fare il dottorato di ricerca in Italia, non se l'è filato nessuno, ha presentato il suo curriculum, il suo progetto di ricerca a Stoccolma, a Oslo e a Bristol. Tutte e tre le università gli hanno dato il parere favorevole e lo hanno accettato. E poi lui ha scelto di andare a Bristol, insomma, dove adesso sono 4 anni che è lì, non è ancora vaccinato, perché purtroppo l'università, d'altronde ha 30 anni, adesso deve venire, deve tornare in Italia, adesso... chissà che non si riesca a vaccinare qua in Italia, ma insomma, quindi torna in Italia? No, viene solo per una ventina di giorni. Ma quindi sta insegnando, quindi si è ben integrato? Quindi con... Sì, lui ha già cominciato a insegnare, in più è responsabile di un centro, di un centro alloggio dell'università, quindi insomma si mantiene da solo. Questo è per lui più che per me è un motivo di vanto, perché io sarei ben felice di aiutarlo, ovviamente. Ma lei quando sinceramente non l'ha fatta riflettere questa cosa che suo figlio ha dovuto fare domande fuori dall'Italia per essere accettato? No, vede, no, in tutta sincerità, vede, il problema della nostra università è che se hai le amicizie giuste entri al posto. Ecco, allora, mio figlio e anche l'altra mia figlia, che è come lei, come lui, mi hanno detto: se ti azzardi a chiamare qualche amico, sappi che rinuncio. E allora io non ho potuto fare niente, perché grazie a Dio un po' di capitale sociale ce l'ho anch'io, no? Avrei potuto chiedere, insomma, però lui ha voluto fare tutto da solo. Io sono fiero di questo fatto che lui abbia voluto fare tutto da solo. La seconda cosa che voglio dire è che questi ragazzi nostri non sono più italiani, veneti, calabresi, sono figli del mondo, insomma. No, ma lui si sente europeo, insomma. Ma da questo punto di vista sono d'accordo, però il fatto che comunque l'italiano non possa essere apprezzato in Italia, ma sia gli altri mica sono scemi, cioè, evidentemente vedono il capitale. Sa qual è il vantaggio però? Se lui diventa un professore stabile dell'Università di Bristol, poi noi abbiamo anche le leggi per fare rientrare i cosiddetti cervelli in Italia, no? Ecco. Perché devono fare scappare fuori, però sempre per una via traversa, no? Mai per una via dritta. Fra parentesi, il suo ambito di ricerca è i partiti euroscettici. quindi è andato a Bristol a parlare anche della Lega, per esempio, no? Non solo, ma c'è Gherardi che si offre come cavia. Scrive già mio figlio su alcune riviste molto importanti, tant'è vero che alcuni professori italiani lo hanno contattato per avere delucidazioni sulle sue pubblicazioni. È una cosa che mi riempie d'orgoglio. Sicuramente è chiaro che è una cosa che fa piacere, sono contento anche per lei, scoprire una soddisfazione. Però è chiaro quel discorso del cosmopolismo, cioè del fatto di non avere le frontiere, il sovranismo eccessivo, sicuramente non è mai stato una cosa positiva.
Però peccato perché noi potremmo essere più potenti, più ricchi, più forti dopo aver formato. Non c'è dubbio. E magari fuori, diciamo, quello che non viene. Pensi, mi pare che il solo Veneto perde 70.000 laureati l'anno. Infatti quello che dico io, perché dobbiamo Ragazzi, far rientrare i cervelli? Non so se è giusta, quando li avevamo qua. Ma insomma, basterebbe riformare decentemente il sistema universitario, usare i soldi buttati nel cestino, per non dire nel cesso, in questo periodo, per dare strumenti alle università, alle fondazioni. Bisogna cambiare la cultura di chi padroneggia e baroneggia nelle università, perché c'è un sistema proprio rigido, altrimenti ne beneficiano sempre i soliti e non cambia niente. Ma quello è quindi Capone mi vuol dire che dobbiamo cambiare un po' di cose d'Italia. Ma dappertutto. Dobbiamo cambiare la classe dirigente 68ina che c'è. L'ho detto. Sono figli di quella mentalità nel mondo scolastico. Sono del 74, quindi... No, noi siamo salvi. No, va cambiata quella gente lì, è vero, però avere la possibilità di immettere risorse e smontare quel sistema e dare ai nostri ragazzi la possibilità di fare qua ciò che vanno a fare all'estero e poi casomai avere il problema inverso, esportare le menti, perché abbiamo, e la storia lo dimostra, i cervelli migliori in Italia, ma devono andare fuori all'estero per essere riconosciuti, per poi tornare come i fenomeni. Sì, ma è una presa in giro. Bene, allora siccome siamo in chiusura, Padrin, 30 secondi, un auspicio, lanciamo una cosa, mettiamo una, diciamo come si dice, una bottiglia con dentro un'idea per la prossima volta, magari vedremo se si verifica. Ma io guardate, in questo momento qui, insomma, io lo vivo da sindaco di Longarone, quindi lo vivo come presidente della provincia, è stato anche per noi un anno veramente tanto difficile, di tensioni continue. Io fra l'altro adesso ho i genitori positivi, quindi vivi sempre in una situazione molto difficile psicologicamente. Qualcuno ci accusa dicendo beh, voi avete lo stipendio certo e quindi potete stare tranquilli, ma non è proprio così, anche perché abbiamo delle responsabilità importanti e quindi in base a queste responsabilità penso che non è facile. Il mio auspicio più grande è che possiamo tornare un po' a vivere l'estate dello scorso anno, perché penso che tutti possiate ricordare che lo scorso anno abbiamo comunque vissuto un'estate molto serena. Io sono riuscito ad andare una settimana in vacanza e quindi devo dire che ho un buon ricordo in maniera anche veramente tranquilla. Poi siamo tornati in quel buio profondo che era un po' legato al lockdown. Ecco, il mio grande auspicio è che con quest'estate si possa veramente voltare pagine, nel prossimo autunno non ci siano più quelle preoccupazioni e quelle tensioni che purtroppo hanno portato veramente a un ritorno. Quello che chiedo io è un semplicissimo ritorno alla normalità, dove possiamo magari andare a vedere qualche spettacolo, andare ad assistere a qualche concerto, tornare a rivivere, ripeto, Benissimo. Senza chissà che, nella normalità. Ecco, diciamo, già, infatti sono d'accordo con lei. Già la parola stessa. Basta, ecco, mi limito a questo. Bene, grazie, no, perché comunque già la parola mi piace, normalità, cioè sembra una cosa eccezionale, ma già la ricerca della normalità è una cosa. Scopriti veramente 20 secondi perché siamo 20 secondi, due cose. La prima, non vedo l'ora di partire per andare a riabbracciare mia madre che ha 92 anni, che si è finalmente vaccinata. Anch'io sono vaccinato, partirò al più presto. Giù in Calabria, giusto? Entro 10 giorni parto. Secondo, con questa epidemia avremo a che fare purtroppo ancora per qualche anno, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti. Benissimo. Se siamo tutti vaccinati possiamo vivere quasi normalmente. Quindi mi permetto di dire, quindi andrai in smart working giù a lavorare a Reggio Calabria, giusto? Smart working, ho capito bene? No, io non ho lavorato in questo periodo, allora, non faccio niente dalla mattina alla sera. E il bello è che mi pagano. Va bene, evviva l'Italia. Capono, sinteticamente, perché abbiamo solo 20 secondi. Una conclusione che posso fare di questa esperienza drammatica, tragica. Cerchiamo di capire, quando sarà tutto finito, che cosa abbiamo imparato veramente da questa esperienza, perché sul lavoro, sugli affetti sociali, sulla vita in generale,
Punto. Benissimo. Gherardi, 5 secondi. Un augurio semplice, voglio andare a votare per le politiche. Nel 2023. No, subito. Nel 2023 Simpatica, sicuro. simpatica. Ecco, avrei voluto chiedervi cosa pensate di Draghi, però vabbè, sarà per la prossima volta. Allora, Draghi, non so se lo conosce, allora ringrazio il dottor Christian Berton con il dottor Alfredo Marino, con i quali ci siamo veramente interessati del fenomeno della dislessia che può essere curato con la posturologia, molto interessante. Dottor Marino da Vicenza e il dottor Berton invece da Venezia. Poi abbiamo avuto in studio qui Mattia Ierardi, che è assessore di Vicenza, Infrastrutture e Protezione Civile, Arredo Urbano, Verde Pubblico e Agricoltura, Fratelli d'Italia. Beniamino Boscolo Capon, poi Pontin, capogruppo Forza Italia, consigliere comunale Chioggia, responsabile regionale Dipartimento Formazione Forza Italia Veneto. Con una breve parentesi, lei è responsabile di questa scuola di formazione, lo fa gratuitamente, quindi veramente complimenti per questa sua iniziativa, per mettere a disposizione una cultura sempre bene. Si apre elementi. Quindi esatto. Francesco Scopelliti, Italia Viva Padova, e Roberto Padrini invece presidente provincia di Belluno, sindaco di Longarone. Bene, che dire, grazie agli ospiti da casa che hanno chiamato, che dire, insieme idee e persone c'è sempre, a difesa delle categorie degli imprenditori, a difesa della ristorazione, ma a difesa sempre, e lo dico sempre con orgoglio, perché il nostro leitmotiv, a difesa sempre della ricerca, dell'informazione da un altro punto di vista. Insieme delle persone c'è. Alla prossima. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa.